Pochi centimetri e le 3 putrelle in metallo conficcate nell'auto che hanno attraversato l'utilitaria infilandosi tra i sedili avrebbero potuto ucciderlo all'istante. Impressionanti i fotogrammi dell'incidente che si è verificato questa mattina poco dopo le 7 lungo la Pontebana a Orsago di fronte alla cantina vitivinicola sociale. Il conducente, un 54enne del Ghana, non è riuscito ad evitare l'impatto con il mezzo pesante. Fortunatamente l'uomo ha solo riportato qualche scoriazione. È stato molto fortunato l'uomo che era dentro in macchina, ma veramente può accendere tante candele alla Madonna. Sì, è stato miracolato. L'ho visto quando l'hanno tirato fuori, ma era tranquillo. Un po' sotto shock. Penso che sì, una roba del genere. Penso che abbia visto proprio la morte in faccia. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Conegliano. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia stradale. A svolgere i rilievi del caso gli agenti del distaccamento di Vittorio Veneto. L'auto articolato che viaggiava in direzione di Sacile si trovava ferma ad un semaforo rosso che conduce al centro di Orsago. La vettura che è sopraggiunta alle sue spalle proveniva invece da Godega. Sono in corso anche degli accertamenti sulla regolarità del carico sporgente.